Le biblioteche del territorio sono uno straordinario luogo di incontro, di conoscenza reciproca, di approfondimento. Sono quegli spazi che ancora riescono ad essere liberi e genuini nel momento in cui nelle nostre realtà di paese gli spazi per incontrarsi e per discutere vanno sempre di più restringendosi o svuotandosi, ecco che la biblioteca rimane fondamentale. In maniera particolare si può proprio dire che la biblioteca diventa un presidio resistenziale molto forte, capace di opporsi allo sfilacciamento della società come ormai siamo abituati a viverla e a vederla, e diventano anche un luogo in cui la memoria e la conoscenza possono diventare dei patrimoni condivisi, assolutamente gratuiti e aperti alla condivisione reciproca. In questo senso una biblioteca è anche un luogo di confronto, un confronto multiplo. Negli scaffali possono trovarsi tutte le voci del mondo, di autori che provengono da ovunque, con lingue e tradizioni diverse, confessioni diverse, ideologie diverse, e sui tavoli di lavoro e di studio si incontrano anche le generazioni di un paese, quindi i più grandi, i più piccoli, i più anziani, e questo spazio diventa in questo senso uno spazio ancora più arricchente e ancora più importante. In questa logica, in questo senso, noi potremmo quasi dire che la biblioteca sottolinea la democraticità della conoscenza, quasi va a sostituire quella che era la polis del mondo antico, dove nella piazza e nel foro era possibile discutere di qualsiasi argomento. A maggior ragione all'interno di una biblioteca, per quanto piccola, questo valore dell'incontro, del dibattito, della contrapposizione, della dialettica vengono preservati. La sfida ulteriore è proprio l'idea di poter inserire tutte queste realtà in una rete. Viene da pensare che nei secoli del Medioevo le biblioteche dei monasteri benedettini hanno tenuto insieme la società, la cultura e la sapienza, ma erano biblioteche ovviamente esclusive per pochi. La biblioteca oggi in rete è una biblioteca in cui i saperi, anche diversi, hanno la possibilità di incontrarsi e di dialogare, e questo viene magnificato ancora di più attraverso i supporti della telematica, dell'informatica, delle nuove tecnologie. Il libro, che rischia di essere anche autoreferenziale, attraverso un ebook o attraverso l'utilizzo di uno schermo può ulteriormente ampliare la sua democraticità e fruizione.